Amici bellini, nell'attesa del ritorno al campionato, ci siamo quasi, non vi preoccupate, ci siamo. Volevo parlarvi di questa cosa della maglia perché non ho sentito in giro notizie sicure al riguardo e volevo chiarire un fatto. Cominciamo. Allora, nel dare il benvenuto a Matteo Trimarchi, è proprio con i marchi parliamo del marchio EA7, parliamo del marchio Napoli, il brand SSC Napoli, e iscrivetevi al canale. I rumori, li sentite i rumori? Io sono Valerio Fluido, dove ci sono i rumori a New York, e vi iscrivete al canale se vi pare. E se trovate questa cosa che non ho sentito da nessuna parte, se qualcuno ne ha parlato, mea culpa. Però lasciate un like, lasciate un like se vi do qualcosa e vi dico qualcosa che non avevate sentito prima. Con un Ambrabam tattico ci spostiamo per far vedere una serie di cose, perché abbiamo parlato ovviamente della maglia da gara, della maglia replica che è quella che indosso io, che differisce dal fatto che per esempio lo scudetto è cucito, è in rilievo e non è parte integrante del tessuto come è nella maglia originale, quello da 130. Perché poi devono fare anche la N in rilievo sopra il tessuto, invece in questo caso è cucito come lo stemma, così. Ma c'è una terza maglia di cui non si parla e si chiama la maglia replica della replica. Andiamo a capire bene. Partiamo da un presupposto: qualcuno di voi ricorderà questo tifoso slash venditore ambulante. Lui si chiama proprio, lui si definisce il venditore ambulante. Tra l'altro lui diventò famoso perché allo scudetto del Milan lui era a vendere i gadget del Milan. Forza i campioni dell'Italia siamo noi, e poi a un certo punto non ce la fa e dice forza Napoli, nel senso, e fu divertentissimo. E adesso abbiamo visto, almeno si è visto nel tempo, è diventato una celebrità anche su TikTok e ha un negozio, un Forza Napoli Store a tutti gli effetti vicino allo stadio. Ora lui, vedete, indossa questa maglietta che qui non ha EA7 ma SSC Napoli. Ora ovviamente gli amici mi mandano i video, mi pungolano su argomenti di cui non si sa bene, insomma, la verità. E ovviamente vedete che lui riceve questi commenti, una continuazione falsissima, nemmeno Rinda Maddalena le tengono così, e lui giustamente risponde, giustamente poi lo scopriremo se giustamente o meno, lui risponde: questa è una maglia fatta dal Napoli, ti pare possibile che io che tengo 130.000, non so quanti fan che tiene, che comunque è molto conosciuto, possa mai vendere una maglia contraffatta così alla luce del sole? Tant'è vero che io stesso dico: ma veramente fa? Perché della maglia SSCN non ne abbiamo sentito parlare. Allora il tifoso ha ragione a dire: ma come ti permetti? Perché poi questo è il sommerso, perché poi questo è il merchandise che toglie soldi anche alla società, e non mi pare il caso, perché è anche bello cominciare a vedere tutta una serie di tifosi che indossano la roba ufficiale invece della scritta Napoli Napoli Napoli, e poi andremo a vedere. Insomma, io mi sono preso la briga di contattare di nuovo Valentina, che è sempre molto disponibile nel rispondermi, e mi ha spiegato che effettivamente questa è un'iniziativa del calcio Napoli, proprio per combattere il sommerso, proprio per non andare incontro a quella che è una conseguenza logica di qualsiasi tipo di squadra. Succede il sommerso e dappertutto. Le repliche, poi esistono le repliche ufficiali e le repliche non ufficiali. Noi dobbiamo essere precisi in questo. Questa è replica ufficiale, dentro c'è il certilogo, cioè c'è un QR code che voi potete scannerizzare e ovviamente la prendi dal web store del Napoli. Il certilogo ti dice online, ti dice questa è autentica, è una replica perché è la replica, cambia un pochino il tessuto, cambiano dei dettagli, ma è comunque ufficiale. La differenza dobbiamo fare la differenza tra ufficiale, originale, da gara, da fan, eccetera eccetera. Insomma, io volevo togliere un pochino di polvere da Ernesto, che probabilmente non ne ha neanche bisogno, però per chiarire, ragazzi, se vedete la SSCN non è una cosa che si è inventato lui, l'ha fatto il Napoli e Valentina me ne dà conferma. Diversa è la situazione se voi vedete una cosa del genere, scritta con la 1926 invece di EA7. I dettagli della N sembrano un po' pigiamosi e così, quindi proprio con la scritta proprio degli ultra. Lo sponsor non è MSC ma MCS, che è geniale, vedete anche la differenza con la scritta qua e con la scritta quella là, e invece del logo del Napoli c'è un pallone. Questa è la maglia falsa.
questa è proprio la vera maglietta falsa, falsissima, che si fa con metodi di fortuna, si evita anche probabilmente azioni legali, perché tu non stai parlando di MSC. Oddio, io credo che se vai nel profondo la similarità di alcuni loghi possono portarti comunque a dei problemi, ma questa è la maglia falsa, non è quella SSCN, che comunque porta il logo ufficiale del Napoli perché è pensata dal Napoli, e vi spiego il perché. Vedete, perché poi quando la cercate su internet e cercate la replica, cercate maglia che non originale, cercate maglia originale, eccetera eccetera, trovate qualsiasi cosa, e la presenza su eBay aiuta un pochino il sommerso, perché non è facile da capire la piattaforma e non sempre riesci a capire perché questo la vende a 3 euro in meno, perché quest'altro non mi dà la spedizione, perché questo è il prodotto ufficiale, lo store ufficiale, e quest'altro no. Sono uguali, non sono uguali, e dobbiamo fare un po' di chiarezza. Insomma, Valentina ci dice: come tutte le big, anche noi quest'anno facciamo la replica della replica che distribuiamo nel settore souvenir e delle bancarelle. Quindi non è che lo sanno e non fanno niente, è proprio un'iniziativa loro di cui nessuno ha parlato, nemmeno il Napoli, a meno che mi sono perso qualcosa, ma è difficile perché gli amici bellini mi tengono aggiornato, specialmente quando si tratta di magliette. Ora, io non so, ne ho letti vari di commenti che dicono lo fa anche il Barcellona, lo fa anche il Real Madrid, non le ho viste, voi mi dovete mandare degli esempi. Non ho visto le altre squadre, le big, la Juventus, l'Inter, il Milan o le big europee vendere una maglietta con il logo non dello sponsor, ma con il logo loro, cioè la scritta per esempio Real Madrid o la scritta Juve. Non l'ho vista. Se qualcuno le ha viste, fatemele sapere. O forse parliamo di repliche delle repliche, ma sempre con il logo del marchio tecnico, che sono i vari Adidas, Nike, Puma o chi per loro. In questo caso EA7 viene tolto da mezzo, perché ci sarà anche una qualità diversa della maglia, visto che da 49 della replica passiamo per le maglie SSCN a 30 euro, a quanto abbiamo capito. Io poi vado a Napoli, io mi sto organizzando che vado a Napoli, andrò a trovare Ernesto e voglio capire tutto bene, voglio fare la comparazione, perché la maglia gara è diversa, il feel della maglia gara è diversa da quella replica, e voglio capire anche il feel della maglia replica della replica. Insomma, così facendo diamo la possibilità a queste attività di regolarizzarsi vendendo un prodotto ufficiale, e di conseguenza diminuiamo la contraffazione. E questa mi sembra un'iniziativa molto interessante, perché a quel punto, se ti devi prendere una maglia, invece di prenderti questa qua, che mi sembra anche ridicola, ti stai prendendo questa che comunque è fatta dal Napoli. Almeno sai di avere un contatto con il Napoli vero, non ti senti neanche, perché c'è la sensazione anche di sentirsi in colpo. Tu la vuoi mettere una maglia, ma non te li puoi proprio permettere 130, anche 50 è difficile, se 50 poi ci devi aggiungere la spedizione, per qualcuno non si può fare, o magari vuoi fare un regalo a tutti i tuoi bambini, è difficile. Allora tu gliela compri la maglia, ma invece di comprare la maglia Napoli, gliela prendi fatta dal Napoli, è bello. Dopodiché, continuando a parlare, perché Valentina era molto disponibile nel chiarire tutti i dubbi possibili e immaginabili, mi ha anche fatto sapere che da ottobre potrebbe esserci una novità per quanto riguarda la spedizione in America, o spero comunque tutto il resto del mondo, perché non dobbiamo pensare solamente ai fatti nostri, quindi all'America, a tutto il resto del mondo. Quindi stiamo tuned, può essere che ebay.it diventi pure ebay.com o qualcosa del genere che garantisca anche la spedizione all'estero. E ci troviamo facendo vedere, io avevo trovato pure questa qua, perché quando poi cerchi alcuni siti che le vendono super contraffatte, cercano di evitare di essere troppo smaccati, allora uno leva EA7, questi hanno tolto lo scudetto, vedete, anche così perde un pochino senza lo scudetto, bisogna dirlo, perde un pochino senza lo scudetto, però la bellezza di uno sponsor in bianco con i colori giusti, secondo me è bella lo stesso. Questa pensiamo al futuro, quando il futuro tra 50 anni non vinciamo lo scudetto, perché quest'anno lo vinciamo, non vi preoccupate. Rumori che proprio strani. E visto che non ne parlammo, parliamo di maglie. Qualche tempo fa il Napoli annunciò anche questa cosa, che insomma c'è un nuovo sponsor anche per gli under 17 che fanno parte della società. In questo caso vedi, non c'è MSC ma c'è Euronix Gruppo Tufano, che è uno sponsor famosissimo a livello locale, e quindi anche i ragazzi, vedi, non c'è lo scudetto, già così perde un pochino, però è bello che insomma esistano le maglie, che ci sia la continuità. Poi ci auguriamo
speriamo che ci sia poi una continuità anche per quanto riguarda la squadra femminile. Un giorno il Napoli dovrà decidersi o a farla o a rilevare la squadra femminile, il Napoli femminile che già esiste, perché non c'è continuità. Tutte le altre squadre d'Italia e del mondo è la stessa squadra, la stessa società che gestisce anche la squadra femminile, invece noi siamo due realtà diverse, proprio diverse, quindi non fa capo al Napoli, non è questo il logo, non è questo lo sponsor, non lo gestiamo noi. Insomma, spero di aver chiarito una cosa. Ernesto, se mi vuole contattare, sono piacere di parlarci. Questa SSCN che sembra falsissima, fatta nei vicoli della Thailandia, e invece no, è proprio fatta dal Napoli, esiste, è regolarizzata, è approvata ed è pensata per aiutare anche quelli che si possono permettere qualcosa in meno da spendere e anche per combattere il sommerso. Sotto questo punto di vista le iniziative del Napoli sono apprezzabili. Se a questo ci aggiungiamo anche uno sviluppo del brand all'estero, secondo me siamo sulla buona strada per fare grandi cose. Per esempio, un altro dato, per esempio, dove il Napoli sta crescendo lentamente, ma sta crescendo negli ultimi anni, è il dato dei social, quanti ci seguono, perché poi questi dati qua aiutano, perché si è sempre detto ma la Nike perché non ti affidi alla Like, perché non ti affidi all'Adidas, è perché questi brand evidentemente non offrivano quanto De Laurentiis voleva per legarsi allo sponsor tecnico. E come fai a chiedere di più? Ottenendo risultati sportivi, sicuramente più visibilità. Il Napoli ne ha ottenute alla grande, ma nel frattempo abbiamo deciso di andare in autoproduzione, perché ricordiamo che EA7 non fa nulla. EA7 ha prestato il marchio per un'amicizia con ADL, ma non producono. Forse in questo anno hanno lavorato di concerto con Valentina per l'idea, per l'idealizzazione della maglia, ma non producono e non distribuiscono, anzi non ci pensano assolutamente. Non c'è traccia della maglia del Napoli sui loro siti, non c'è traccia nei loro negozi, ovviamente, quindi non c'entra proprio niente. Abbiamo una libertà assoluta di fare tutto quello che vogliamo, però se entri in un negozio Adidas la maglia del Napoli non la trovi, se entri in un negozio Nike la maglia del Napoli non la trovi, se entri in un negozio di articoli sportivi dipende dal negozio di articoli sportivi se vogliono andare a contattare, o se il Napoli vuole contattare il negozio nello specifico e far trovare la maglia fisicamente a uno che entra e vuole guardarsi un po' di maglie e magari si innamora di una maglia. E questa è una maglia di cui ci si può innamorare, devi avere un seguito social. È esempio dell'ultima ora quello di Neymar, che prende di più quando fa un post social in favore dell'Arabia Saudita rispetto a quando vince una partita. In questo caso i numeri sono schiaccianti per la Juventus, e vedete, guardiamo il totale, perché poi c'è Facebook che oramai secondo me viene usato solamente dai boomer. Noi dobbiamo puntare ai social nuovi, specialmente TikTok, e Napoli si sta muovendo bene. Facebook, Instagram, X, che poi sarebbe Twitter, YouTube e TikTok, e vedete che il Napoli c'è una media di 5 milioni, insomma qualcosa di meno, 5 milioni su Facebook, che è quello vecchio, 4 milioni su Instagram, 4 milioni e mezzo su Instagram, 2 su Twitter, pochissimo veramente su YouTube, il che fa piacere a me, ma non è il caso. E poi su TikTok altri 4 milioni in crescita sicuramente. La Roma ha investito di più, si vede che ha investito di più per arrivare a numeri più alti, perché qua non parliamo di risultati sportivi, è proprio quanto investi nella pubblicità. La Juventus è inarrivabile. In totale parliamo di 150 milioni di followers per la Juventus, 65 per il Milan, 57 per l'Inter, 31 per la Roma, 16 per il Napoli, poi staccate dietro 4 per la Fiorentina, male la Lazio, male l'Atalanta, una piccola realtà, ma addirittura la Lazio che viene raggiunta quasi dal Bologna come a livello di Facebook, è poca roba. E qua che poi puoi aiutare un pochino il fatturato, non è tutto il fatturato, ma puoi aiutarlo, e qualche sponsor in più dice caspita che numeri, mi conviene legare il mio nome a questa società perché viene vista bene. Poi bene o male, purché se ne parli, questo è un discorso da affrontare più nello specifico, perché spesso si parla del Napoli, il Napoli fa parlare di sé, alle volte per il tipo di comunicazione, non sempre in positivo, quindi alcuni brand tu puoi avere anche tutti i numeri che vuoi, ma preferiscono non legarsi a un tipo di comunicazione divisiva. I brand stanno attenti, soprattutto quelli importanti, non vogliono fare degli scivoloni comunicativi.
e legarsi al Napoli alle volte significa anche qui. Da New York, Valerio Frido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, spero di avervi detto una cosa che non sapevate. Esiste il brand SSCN che non si trova online, voi potete cercarlo dappertutto, online non si vende, è per i souvenir, per i negozi, per le bancarelle, per quelli che non possono permettersi la versione super ufficiale. Io non vedo, prima o poi lo farò, prima o poi qualcuno mi aiuterà. Io devo avere tra le mani quella da gara, ma quella dei ragazzi, perché quella da gara dei ragazzi secondo me è ancora diversa da quella che vendono originale ufficiale da gara nei negozi, perché è il feel che è diverso, sono sicuro che è diverso. Quella ufficiale da gara, quella ufficiale da gara però per i fan, quella replica per i fan che sempre ufficiale è, che è questa qua di mezzo, e poi c'è la replica della replica che insomma non presenta EA7, è una cosa incredibile. In qualche modo lo stadio deve essere tutto azzurro perché non abbiamo più scuse.